Parliamo di sicurezza a livello di destratagliamento, ma anche a livello nazionale, perché la situazione non è che si discosti più di tanto. Affrontiamo questo delicato argomento come sempre con Raffaele Padrone, lui è vice segretario nazionale della UGL Polizia di Stato. Ben ritrovato. Ben ritrovati. Pordenone, 2 rapine in una sola settimana, una andata a buon fine, l'altra abbiamo visto appunto l'epilogo che il barista è stato costretto a difendersi come ha potuto. Dove sta andando questa città, Padrone? Questa città è quella prospettata da me già alcuni mesi fa, ma forse alcuni anni fa, quando dicevo che quel turnover mancante avrebbe portato a queste situazioni. Oggi la situazione pordenonese è uguale a quella di tante altre città piccole italiane, perché mentre nelle questure grandi c'è un turnover, seppur per brevi periodi, perché anche adesso dal 1° di novembre sono usciti i nuovi allievi, vanno a rimpiazzare le questure molto più grandi di Pordenone, e il Friuli è stato escluso come prevedevo da questo arrivo. Il 1° novembre la questura diciamo più vicina a noi è Venezia, dove avrà degli uomini. Il resto sono tutte città dove chiaramente l'ordine pubblico, che diventa più importante che il solo controllo del territorio, vengono ripiazzati con persone più giovani. Questo è il danno per noi di Pordenone, perché se da noi arriva qualcuno, se dovesse mai arrivare qualcuno, arriverebbe con minimo 15-20 anni di servizio. Aggiunti agli anni di età, fate voi il conto che Pordenone è quella che fa alzare l'asticella dell'età a oltre 48 anni di età. Cioè, io mi vergognerei se fossi nei ben pensanti. Il problema è che a noi ci vogliono declassare, come hanno fatto con la prefettura, così vogliono fare con noi. Questo è il risultato, perché non ce lo dicono mai così. Adesso, vede, la rapina, la tentata rapina, siamo in un periodo che abbiamo sempre utilizzato le nostre risorse a far scendere in campo, ma oggi non le abbiamo più. Siamo costretti a far arrivare gente aggregata da fuori, a soldi che paghiamo chiaramente tutti noi, a soldi per dare vigilanza a Pordenone. Questo è un grosso problema. Padrone, che mi giunge, dal prossimo anno riguarderà anche la Polizia di Stato, ma reparto della Polstrada. Andranno in pensione 6, ma non verranno rimpiazzati. Guardi, solo nella questura dall'inizio dell'anno a marzo del 2017, quindi all'inizio dell'anno 16 e 17, sono 16 quelli che se ne vanno, più quelli di una decina, quelli della stradale. Poi ci lamentiamo che il Dipartimento fa convenzioni con il Ministero dell'Interno. Ecco il risultato: che pagati di più 5,46 €, pagati di più, mi viene da sorridere, 5,46 € al giorno per gli operatori che comunque sono della polizia stradale, che comunque hanno macchina, benzina, mezzi, ma macchina, benzina, mezzi intendo dire anche la manutenzione, perché è inutile che mi diano una macchina dal Dipartimento, arriveranno forse 2 autovetture nuovi al reparto volanti della questura di Pordenone, no, sa cos'è? Che dopo un anno il pacchetto della manutenzione finisce e l'autovettura sta ferma se si rompe, perché nessun meccanico può mettere mano. Il problema anche è che ce ne sono tante che hanno oltre 300.000 km e che ormai non sono più in grado di reggere un servizio. Noi abbiamo le autovetture che smonta il collega, la dà quello che sale di turno. Quindi voglio dire, non è che abbiamo un parco macchine e dice prendi la macchina, vai lì. Parliamo solo delle macchine colore d'istituto, quindi quelle che poi fanno più chilometri, quelli che garantiscono la maggior sicurezza H24, le squadre operative della questura di Pordenone prese al collasso. Questo, quindi quando c'è un'attività di indagine, di rapina, uno molla questo, prendi questo, vai questo. In questi giorni proprio noi come sindacato siamo intervenuti perché i colleghi devono fare le ferie, hanno ferie del 2015. Siamo nel 2016, quindi l'attività di indagine presa al collasso non puoi non farla obbligatoriamente, perché i fascicoli con i loro orari devono arrivare in procura in quelle ore. Bene. E quindi questa è la gravità del fatto. Ma ormai Pordenone, guardi, io credo che sia una città che come ambito sicurezza deve far
credito ad altri, credo che sia ormai risaputo che vogliono declassare questa questura. Io mi auguro di sbagliare. Ne avremo sicuramente modo di per sbagliare. Riparlarne. Intanto grazie a Raffaele Padrone. Ci giungono invece delle foto appena scattate, ringrazio